Chi comanda in famiglia? Aspetti che chiedo a mia moglie. Le donne in ferrovia c'erano, e come? E lavoravano tantissimo, anche se non comparivano nei registri. A un passaggio a livello, la donna che lo custodiva si precipitò fuori energicamente con la sua bandiera rossa. Era il 1921. Lo scrittore inglese Lawrence, nel suo libro Mare e Sardegna, così racconta un particolare del suo viaggio in treno da Cagliari a Mandas, diretto a Sorgono. Un luogo sconosciuto ai più, un paesaggio che alterna campi gialli, muretti a secco, pianure macchiettate di fichi d'India, foreste e strette gole di montagna. Lì corre ancora un treno salutato da puntini gialli, gilet fluorescenti per una maggiore visibilità, che agitano una paletta verde e rossa la guardia barriere. Poche centinaia di chilometri di rotaie secondarie attraversate da strade in terra battuta, percorse da trattori, poche macchine, ape-car, pecore e mucche. Non tutti i passaggi a livello su quel tratto ferroviario sono automatizzati e a prendersi cura di loro sono le guardie barriere. Tolgono e mettono le catene che impediscono l'attraversamento dei binari e il passaggio dei treni. Un incrocio è presieduto da una donna con il gilet giallo e la paletta, salutata dal fischio prolungato del treno che scompare poi lentamente dietro una curva. Via le catene, macchine e animali sono finalmente liberi di attraversare la ferrovia. Un lavoro, quello della guardia barriere, che si ereditava fino a un decennio fa in linea femminile per generazioni. Custodire il passaggio a livello è un lavoro antico destinato alle donne. Custodire è il verbo che usano per raccontare il loro lavoro. Custodiscono la nostra sicurezza, fermando il traffico con una catena che chiudono al passaggio del treno e riaprono quando è passato. È la catena che le costringe in quei luoghi remoti. Le vecchie strutture ferroviarie, semidistrutte, servono solo da riparo dal sole e dalla pioggia. Ad un passaggio dei treni, a scandire le lunghe ore che trascorrono immerse nell'attesa, isolate e circondate da una natura selvaggia dove il silenzio è l'unico a parlare. Il treno rallenta, il macchinista consegna al volo alla guardia barriera un foglietto rosso con l'orario di ritorno del treno, che su un unico binario va avanti e indietro in continuazione, con una decina di passaggi al giornalieri. Ho orologi in ogni posto. È una vera ossessione l'orologio e la sveglia, confessa una guardia barriere mentre attende il prossimo passaggio, lavorando all'uncinetto come per voler scaricare la tensione che la opprime per l'intera giornata. Le ragazze della ferrovia sono lavoratrici, mogli e madri che regolano la loro vita e il loro tempo sul passaggio del treno. Questo significa turni di 10 ore e anche più. Spesso la regolarità è interrotta da ritardi o da corse speciali. Hanno lottato e lottano per i loro diritti di lavoratrici, come molte altre donne, per una migliore qualità della vita, per arrivare a una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Una vita bizzarra la loro, ripetitiva, immersa nella responsabilità, nell'ansia e che coinvolge la gestione familiare e che costringe le forme di socialità nel tempo che risulta fra un treno e l'altro. Un esempio di donne sarde, donne semplici che realizzano vicende eroiche in silenzio nella più ordinaria ed immessa quotidianità. Per fortuna oggi le donne non hanno più le catene. Per un ferroviere la stazione è l'insieme del piazzale, dei binari e dei fabbricati. Per il pubblico, invece, è solo un palazzo. Anzi, il palazzo più grande e bello di tutti. Sa stazione de Casteddu è Trotta. Ma non ti pare Trotta? Oh? Ma sta sennendi, se tu hai con Trotto su. Adesso, ma a me già mi pare Trotta.
In effetti, la stazione di Cagliari è davvero storta, ma canto de pazienza. Torniamo a tanto tempo fa. La stazione di Cagliari, ispivincusu da serie fabbricato viaggiatori della stazione di Cagliari, non è sempre stata lì dove la conosciamo noi, anzi, quando hanno iniziato a circolare i primi treni, la stazione proprio non c'era. Tocca darsi in treno con una scalita dell'Inna posta in terra all'inizio di Viale La Playa, da manera. Abbiamo dovuto aspettare 8 anni dalla partenza del primo treno per Vilassor per poter avere finalmente una vera stazione, però ne valsa la pena. La prima stazione era a Troppuroga, tutta a tirare a lucido, aveva addirittura 2 piani e davanti c'era un grande parcheggio per carrus, boisi, guaddus e picciocco dei grovi, avetendi può portare cosas. Su pregiu dessa stazioni fianta 2 grandi terrazzas che si affacciavano sulla piazza e sulla via Roma. E ho sagattau una foto a un disibinti sennoras ad ottus pullincas allicchirias vighendi su soli in pizzu su dessa stazioni. Le terrazze purtroppo ebbero vita breve, perché quando la stazione nel 1920 passò alle Ferrovie dello Stato, si decise di ingrandirla costruendo il primo e secondo piano su tutta l'area a disposizione. Negli anni 20 la stazione era grande e bella, di fronte alla magnifica piazza Matteotti. Oggi non è staici bella scedata. Sfoggiava una recinzione in ferro battuto a protezione del bellissimo giardino. Scetti chissà pustisi e taribada sa guerra. Iesu de più segai sa recinzioni della piazza e sa dettoia in ferro, perché il ferro serviva per i cannoni. Con sa guerra punta ribausi bombas e motus e sa città di dotta arrogata. Tutto il lato sinistro della stazione venne demolito. Tanti ferrovieri persero la vita. Fizes Sant'Efis ha dovuto fare una deviazione passando davanti ai ruderi nel 1943. Con la fine della guerra c'era tanto da fare. Bisognava ricostruire la parte sinistra della stazione e in fretta. Ecco, depidessi stettia sapressi, non si vorinai altro, o forse il giorno che hanno segnato per terra dove dovevano tirare su il muro, ci via da maestrali. O bagica e tae succediu. Resta il fatto che qualcuno ha fatto un piccolo errore e la stazione è venuta storta. Pagu pagu, ma è trotta de aderus. Da fuori non si nota. Ci sono delle rientranze che ingannano, ma se camminate nel corridoio del secondo piano, già da pessivato 2 volte, vi accorgerete che le piastrelle del pavimento vanno belle dritte, parallele al muro di destra, mentre il muro di sinistra, ruba almeno 20 cm alla fine rispetto all'inizio. Calincuno narra che lo strabismo di Venere faccia le donne più belle, perciò la nostra stazione è sempre magnifica, specie dopo gli ultimi restauri. Però adesso non andate a raccontare in giro che è storta, altrimenti vedremo un sacco di persone sconchiendi da un angolo all'altro per vedere se è vero. Fidatevi di quello che vi ho raccontato. Quello che Marino non vi ha detto è che de Gossas Trotas ce ne sono molte altre. Ma non vi diciamo quali, scopritele voi. Attenzione! Si avvisano i gentili ascoltatori che, in stazione, c'è una locomotiva che ha qualcosa da raccontare. Saluda a totus! Ciao, seu Deu, sa locomotiva che sposta a Monumentu in noi in s'intrada sa stazione Casteddu. Mi conosceis totus? Sa pronti d'undedda, i socos affanali, e questa spezia de diventare da Rubiu onde c'è segnato su nomine mio, 7440013. Calincuno m'ha preguntau, ma non ses dispragia adesso arrimare a noi in questo binario morto? No, sì, che non seo dispragia, non seo mai sola. Is amigos ferrovieri si funti sempre a zappolo in is manus, uno mi spruinara, s'atteru m'allustriara, e calincuno finza smigarignara, narendi pagu bella sa locomotiva nostra.
De gusta sciormare de giovuneddos chi funt intraus un de pagu a fais ferrovierisi. Oh, non c'ind'est chi passi senza de mi ghettai unu chiara de amori. Gend'appu tragau de vita nis vagonis mius, de mattenni te cosa recontai. Ma senti contu scetti, una allirga e una trista. Si contu de sa borta chi a unu signoriccu ben allipuzzau e con is bottinus nousu, calindindi de su trenu diviant introveddaus ispesi e appigaus bruncus in terra. «O peire pruaga!» di annò unu picciocche cropi passenti. «O fille preri!» di era rispustu cuddu. E ianta incumenzau a si pigai e strumpas, a impellidas e a zugaras e a buccicconis. Fiat curta gente in meda, e calincunu si fiat ghettau a mesu. Fiat curtu finzas unu verificarori, furri ottendi su marteddu longu. «Oh, da boleis accabai, baxei crafaisinci in sabas, oh, ja, agittori accurei si funti piegende strumpas, Nostra Senora mia, la pa ingottus est, arrori, scudendusi vo scudi funti, la sa misa giacchetta, attrippaddu, pistati sa conca serrottaia, la gritu un cusossusu, sa giustizia si crusciada. Ci fiera volutu mera, tutto su zerriante avendo unu bordello e maccusu, finza saccando via de piagurri sa polizia ferroviaria, sulendo in su letto con tutti i sprommonis, podus fai accabai. A fattu curria a su capo stazione, affraccau a conca, bianco che sa stearica, arrisigendu sa di, a lacrimas. A proposito de lacrimas, m'arrecordo unu merì de gelo trumbullau de nuis murras, fuidoras. Fiat proenda stracia e su bentu zerrià che anima in pena nis passadissus de sa stazione. Ci fiat una femmina pettendi, accanto de sa firmata. Deu ndi divemmo torrendi su villu chi via partiu in guerra già de un annu. A intro de quattro taulas dell'inna appunciadas si duvemmo torrendi, tuppau de una bandera. Non m'appascaresci mai, s'attittidu disisperau de cussa povera mamma. Po tempus e tempus, d'ogna volta chi sonassa Leopolder, mi pariat de intendi cussu zerriu abbrigau. Bah, perdonai, non si volemmo intristai. Fattu è chi costumara essa aici sa vida, una callenti e una frida. Ma ponai, mancai a rodas firmas in custu binariu mortu, deo no appusmittiu mai de biasciai. Ascurigau, cando sa stazione si sboidara, deu carrigu su tender cosa mia de unus cantu quintalis de fantasia. Sa colonna idraulica mi ghettara all'irghia cantu di cappiri e deu partu. Ci funti stazioni smera che non appu mai visitau e nemmancuna est accanta. Na, volis venni con mei? E ite narais de cust'idea? Aio, arziai, l'estrosu, aio, in carrozza, si parte! Siamo giunti al termine della nostra serata. Adesso ne sapete un po' di più sulla ferrovia. Ma se vi venisse voglia di avere altre informazioni, o conoscere storie curiose o strane, potreste viaggiare con il nostro treno storico, oppure venirci a trovare al museo ferroviario. Vi assicuro che sapremo venire incontro a tutte le vostre aspettative. Grazie per l'attenzione. Adesso io ritorno ad annunciare treni. Il treno regionale 4518 è, come al solito, in ritardo. Scherzo, dai, e adesso passo la parola a Sardegna Vapore. Grazie e buona serata a tutti.